benvenuti a questo terzo appuntamento della rassegna Incontri con l'autore, organizzata dall'amministrazione comunale di Conegliano con l'ausilio del gruppo Lettore Inchiostro e ripresa in diretta streaming da Vive TV. Un saluto particolare a tutti i telespettatori da casa. Come moltissimi di voi già sanno, questa è la seconda rassegna resa possibile dall'indice di gradimento del pubblico durante la prima rassegna e anche dalle moltissime richieste pervenute di replica. Anche durante questa seconda rassegna abbiamo cercato di portare a Conegliano dei nomi importanti del panorama letterario e giornalistico italiano. Quindi se nella precedente stagione abbiamo avuto personaggi del calibro di Massimo Franco, Zuppi e Veltroni, Sgarbi, solamente per nominarne alcuni, in questa seconda rassegna abbiamo esordito con Ferruccio De Bortoli, Antonio Polito ed oggi, questa sera, Paolo Malaguti. Paolo Malaguti, un autore molto giovane ma che vanta già un curriculum di tutto rispetto all'interno del panorama della letteratura italiana e soprattutto un autore che io amo definire nostro conterraneo. Conterraneo perché è nato a Monselice, quindi nei pressi di Padova, lavora e vive fra Asolo e Bassano del Grappa, quindi geograficamente a noi molto molto vicino. Molto vicino come vicino è l'argomento della trama del libro che questa sera ci presenta. Un libro che presenta uno spaccato di vita di un paesino del Basso Polesine alla fine del 1800, con tutte quelle che sono le sue tradizioni, la sua cultura, il suo modus operandi, il suo modo di pensare. E in tutta questa situazione si inserisce, si staglia una figura femminile, la figura di una giovane donna chiamata appunto Fumana che in dialetto rovigoto significa nebbia, e che si trova a convivere con quelle che sono le credenze e anche le superstizioni della civiltà e del paesino dell'epoca, che non sono certamente facili, soprattutto per una donna. E una riflessione che ho fatto io in questi giorni, pensando proprio a questa trama, è che proprio come tradizione veneta è una trama che ci è molto molto familiare e probabilmente molto vicina, perché credo che siano situazioni e modi di pensare che tanti di noi in un'epoca non molto lontana possono aver sentito narrare all'interno delle conversazioni familiari o da nonni o da zii. Ecco, e di tutto questo ci parlerà Paolo Malaguti questa sera, conversando con il nostro moderatore Dino Boffo. Dino Boffo, che se mi permettete è un personaggio che non necessita di presentazioni, lo sappiamo tutti, ex direttore dell'Avvenire, di TV2000 e soprattutto un grossissimo amico. Ora, io penso che chiunque per la disponibilità, per l'affabilità di Dino Boffo possa vantarsi di avere alle sue serate sul palco Dino Boffo, come ospite Dino Boffo, ma penso che pochi siano coloro che possono vantare un amico in Dino Boffo. E fra questi ci siamo noi, fra questi c'è Conegliano, che vanta questa amicizia e questo affetto reciproco, e quindi di questo Dino noi ti ringraziamo sempre tantissimo per l'amicizia e la disponibilità che ci dimostri sempre. Ecco, non da ultimo ringrazio l'amministrazione comunale ovviamente, perché approvando e promuovendo questo tipo di progetti e questo tipo di eventi aiuta Conegliano a diventare un faro nel panorama culturale dell'Interland coneglianese, e di questo ci viene data prova ogni volta che noi analizziamo, passiamo in rassegna le prenotazioni di tutti coloro che abbiamo fra il pubblico. Molto spesso ci sono persone che non vengono da Conegliano
che risiedono nei dintorni ma anche all'interno del territorio provinciale e molto spesso ci è capitato all'interno del territorio regionale. È successo anche da fuori, di avere ospiti da fuori regione. Quindi questo ci dimostra che siamo sulla strada giusta, Conegliano è sulla strada giusta, nonché l'amministrazione comunale, e in rappresentanza di tutti invito a salire sul palco il nostro assessore alla cultura, Cristina Sardi. Grazie Michela dell'ottima presentazione, molto puntuale, molto interessante. Io ho avuto modo di leggere il libro già, e quindi parto con qualcosa in più rispetto alle scorse presentazioni dove ascoltavo ma non avevo letto, e vorrei aggiungere qualcosa. È vero, si tratta di tradizioni, si tratta di un libro che parla di quello che abbiamo vissuto anche noi nel nostro mezzo, nei nostri paesi, però c'è una scrittura profonda secondo me che riguarda anche il modo in cui questa donna affronta la vita e vive la sua vita in contatto profondo con la natura, un profondissimo contatto, un vero contatto con la natura, con il concetto di cura, la cura e la cura gratuita, e poi la resilienza di questa persona. Volevo già anticipare, come si può dire, uno spunto per il nostro autore. Parliamo molto di giovani e di quanta sia grande la fragilità nell'affrontare questi temi, nell'affrontare la vita, le difficoltà della vita per i giovani e anche per i meno giovani, ma invece quanto invece i nostri antenati, il loro modo di vivere consentiva loro di, vivendo in profondità, di affrontare tutte le sfide della vita in modo senza diventare pazzi sostanzialmente. Quindi ho trovato il libro molto bello, mi è molto piaciuto e sono contenta di vedere qui tante persone, anche se so che Paolo Malaguti è venuto già molte volte a Conegliano, quindi vuol dire che l'interesse permane. E vi posso assicurare che stasera sarà una bellissima serata e il Comune di Conegliano è contento di offrirla a tutti i cittadini. Grazie. Grazie Cristina. Presentiamo gli attori della serata, li invitiamo sul palco: Paolo Malaguti e Dino Boffo. Carissimi amici, carissimi davvero, appassionati come me, come noi, alla proposta dei libri. Senza libri non riusciremo a vivere noi, forse anche voi, a immaginare, a pensare, a istruirci. E per fortuna che a Conegliano i libri non mancano, nel senso che non mancano le librerie, non mancano i lettori, i cultori e non mancano i soggetti che si fanno carico di promuovere i libri. Grazie dunque per questa vostra presenza stasera e nelle altre sere come questa. Se in loco molteplici sono le occasioni di promozione dei libri da parte di vari enti, il che ci lascia molto soddisfatti, questa nostra presentazione ha la peculiarità di avere il patrocinio esplicito, come è stato detto, del Comune, e di conseguenza le molteplici sale che di volta in volta occupiamo e che ci vengono indicate
dal comune, ma il patrocinio non basta da parte del comune, c'è anche il coinvolgimento morale e immaginiamo l'apprezzamento affettivo da parte della popolazione, come a dire che a Conegliano i libri sono amati, coccolati, illustrati, vezzeggiati, circuiti, e tutto questo a partire dagli autori. E il pubblico si coinvolge, assiduo, perché evidentemente c'è un interesse culturale, ma anche perché si apprezza che oltre che a sistemare strade e mettere a posto i marciapiedi, il comune si fa carico anche della nostra capocchia e del nostro cuore, cioè della nostra cultura, che di per sé è imprendibile, incatturabile, come incatturabile il pensare, l'immaginare, ossia la coltivazione dei nostri scenari interiori. Questo è il terzo incontro dell'anno 24-25 e lo attiviamo per far conoscere un libro davvero sorprendentemente bello e far conoscere un autore sagace sul serio, umile e potente, veneto come noi, ma che ormai ha una notorietà nazionale. Il libro è Fumana e il suo autore è Paolo Malaguti, un professore nato a Monselice, nel sud padovano, come già veniva detto prima, e ora residente nel Trevigiano, ad Asolo, veramente ad Altivole, e insegnante a Bassano del Grappa. Egli mette sul banco delle librerie all'incirca un libro all'anno, se non due, il che dice la sua fecondia, la sua fervidezza, la sua creatività. La trasversalità della sua cultura e delle sue conoscenze, ogni volta uno scenario nuovo, assolutamente inedito, che lui fa scoprire ed amare. Ha cominciato col Grappa, il Grappa preso da una parte e dall'altra, è passato per Venezia, il mondo veneziano, poi la pedemontana veneta, la strada, quindi un'esperienza dell'emigrazione, e ora ci porta a sud della nostra regione, ha come epicentro il Polesine, un Veneto, una parte del Veneto fuori circuito, una parte del Veneto fuori nobiltà, mi verrebbe da dire, se si pensa a Venezia, di cui onestamente si sa poco, o noi trevigiani sappiamo abbastanza poco, e poco si sa anche delle alluvioni che l'hanno investito, due delle quali sono inscenate proprio in questo volume, quella dell'Adice nel 1882 e quella del Po nel 1951. Le due alluvioni che sono l'inizio e la fine della protagonista del nostro dal nome strano che fa quasi intimidire, Fumana. Nome assolutamente inedito, io non l'avevo mai sentito, che di per sé dalle nostre parti, o meglio da quelle parti, dalle parti del Polesine, vuol dire nebbia, perché questo è l'elemento naturale che domina i passi della vita di Fumana, in particolare o a partire dalla sua giovinezza. Originali le creature che fanno da contorno a Fumana,
che è senza madre e senza padre e cresce col nonno che si chiama, pensate un po', Petrolio, e si accomuna dapprima con Lena e poi con Bisatta. Mi viene da risorridere perché il nome Bisatta di solito noi lo applichiamo ad altro. I nomi sono un incanto, l'assoluta anomalia nella più corrente normalità. È un mestiere, la strigossa, la striga, che nelle nostre parti non si conosce per dire che il Veneto è tanti Veneti insieme. Il Veneto è tanti Veneti insieme. E Malaguti di volta in volta ci fa conoscere e amare. Personalmente non ho mai coltivato il Polesine come mi è capitato di fare con questo libro. Sì, perché questa è la specialità dell'autore, farti amare, farti appassionare degli ambienti che dipinge, frutto di un amore che è anzitutto suo. Mi fermo qui, amici, non voglio strafare, strabordare e soprattutto vorrei dare la parola al romanziere. Romanziere è parola stonata nel caso di Paolo Malaguti. Le sue sono storie, più che romanzi, sono storie affettive, non so se vere, ma circostanziate al millesimo, veraci, delle quali lui è il biografo. Grazie Paolo per la tua narrazione, per la profondità del tuo racconto, per l'empatia che trasmetti e sai coinvolgere, come già diceva Michela e come diceva l'assessora un attimo fa. Dunque, grazie per Fumana, creatura da prima ostica che ci diviene amata, e poi grazie per essere qui da noi, a innamorarci della tua narrazione. Prima, sulla mitica Fumana, il personaggio e i complici, i sodali, l'ambiente e gli avvenimenti, e nell'ambiente la natura verace, come diceva l'assessora, e a tratti dispotica, perché avvengono eventi che fanno del male anche alle persone, raccontata però con dedizione e compassione. Paolo è un autore profondo di cui vale davvero la pena essere amici, e noi lo siamo, soprattutto a partire da stasera. Sono orgoglioso di far conoscere a coloro che si imbattano per la prima volta con questa persona, perché sarà un'esperienza felice. Buona lettura e buona serata. Cosa posso aggiungere a questo punto? Nel senso, mi hai messo in difficoltà. No, grazie davvero, grazie dell'invito, grazie a Dino ovviamente per la sua amicizia, per la sua disponibilità, per le sue parole di presentazione, grazie all'amministrazione, grazie a voi per essere qui. Ora mi conosco, come è stato ricordato, oltre alla passione per la scrittura, cerco di coltivare la passione per l'insegnamento, il che mi porta a essere pericolosamente propenso ai monologhi di ore, ma voglio evitarvelo, soprattutto, quindi cercherò di parlare poco e di ripassare il microfono a Dino per domande o anche ovviamente a voi per curiosità. Raccolgo un paio di spunti provando a entrare inizialmente in Fumana, in quest'ultimo romanzo che ho avuto la fortuna di scrivere, e
poi di veder pubblicato. Parto da un'affermazione più generale che Dino ha fatto e nella quale mi ritrovo, cioè il tentativo di raccontare i tanti veneti, di raccontare la complessità, la ricchezza fatta anche di diversità di questa parte di mondo. Sicuramente complessità linguistica. A me piace molto e confesso che a volte le trame cerco di sceglierle proprio alla luce della possibilità di sperimentazione linguistica che mi danno. Mi piace molto vedere come, nonostante la globalizzazione, nonostante l'omologazione linguistica, insomma, nonostante la nostra contemporaneità, persistano delle belle differenze per cui è ancora possibile dire ok, Fumana è parola del Polesine e a Padova non l'ho mai sentita, a Conegliano non l'ho mai sentita, qui si dice in un'altra maniera. Ecco, la molteplicità linguistica altro non è che molteplicità culturale e quindi a me piace molto provare a cercare le storie che si riflettono anche proprio a partire dalle parole e a partire dai paesaggi, perché il Veneto ha anche una complessità paesaggistica. Magari una volta era un po' più complesso, adesso un po' meno, si è un po' omologato, però penso che abbia ancora delle belle ricchezze. Non è ovviamente, come dire, rivendicazione di una presunta superiorità rispetto al resto del mondo, no, assolutamente. Molto semplicemente vivo qui, sono nato qui e quindi amando la narrativa storica qui è più facile cercare. Quindi vicino a casa trovi le informazioni che poi riesci a verificare con minore sforzo. Ogni tanto mi è capitato di uscire, ad esempio con la reliquia di Costantinopoli, in cui c'è una fetta di venezianità, però si parla dell'assedio di Costantinopoli nel 1452 ed è stato un bel problema, nel senso che ho dovuto farmi un viaggio a Istanbul per misurare un po' di cose, perché i personaggi si muovono nello spazio e non siamo tutti Salieri che è in grado di costruire mondi senza spostarsi da casa sua, pur non avendo Google Maps. E questo qui, devo dire, mi piace molto farlo partendo proprio dal contesto, dal microcontesto. Quando ne parlo con gli studenti la scommessa è questa, cioè per quanto sia piccolo il territorio che cerchi di indagare, che sia una frazione, che sia addirittura una località, noi viviamo in una parte di mondo che ha questa peculiarità. Comunque trovi delle memorie, comunque trovi delle tracce e comunque trovi delle bellezze, che sia una montagna, che sia una chiesa, che sia un resto romano oppure addirittura dei Veneti antichi, insomma, o della Grande Guerra, trovi tonnellate di storie che sono lì che aspettano. Infatti ogni tanto, appunto, anche stamattina ero ospite di una scuola superiore di Belluno e parlavamo di scrittura e mi si domandava se ho mai patito il blocco dello scrittore. Toccando ferro per ora no, ma non per particolare bravura mia, semplicemente perché col metodo che seguo e col tipo di narrativa che mi piace provare a scrivere, cioè la narrativa storica, ho il problema opposto, nel senso che ne trovi un sacco di storie, sono lì. A volte, ad esempio per Fumana l'ho fatto, ma anche per Se l'acqua ride, faccio una ricerca per capire se non abbiano già fatto un romanzo su questo tema, perché mi sembra strano che storie così belle ancora non siano state debitamente raccontate, quindi è una scoperta continua e quindi per il momento sto bazzicando qui attorno perché le storie sono fortunatamente tante. Con Fumana devo dire che il Polesine è arrivato come seconda tappa, non sono partito dal contesto, dal paesaggio per la costruzione del romanzo. La prima necessità che ho avvertito è stata quella di provare a raccontare una storia sulle guaritrici, sulle segnatrici, ostrigosse, insomma hanno tanti nomi. E figure che non conoscevo, figure che mi hanno profondamente affascinato, che ho potuto prima di tutto ovviamente studiare su alcuni saggi molto belli secondo me che vi consiglio,
uno su tutti, un saggio di Marisa Milani che insegnava tradizioni popolari all'Università di Padova e che ha descritto la complessità di queste figure, proprio a metà tra le esperte di erbe e i soggetti dotati di poteri diversi rispetto alla normalità della comunità. E proprio per quindi queste cose belle, però proprio per questa diversità, per questa stranezza, le strigosse talvolta erano anche marginalizzate, erano anche reiette, si aveva un po' paura di loro, e quindi nell'incontrare questa figura ho detto cavolo che bello, e come mi è già capitato altre volte ho detto cavolo che ignorante che sono cresciuto qui, ho vissuto qui e non avevo mai nemmeno sentito parlare di queste figure, che sono state le figure curanti prima che il medico condotto arrivasse, prima anche dopo, di fatto, il medico condotto arrivasse nei nostri paesi nella prima metà del Novecento. Chiarito questo, cioè chiarito il desiderio di costruire una storia che avesse come protagonista una strigossa, la scelta successiva è stata dove l'ambiento, e avevo un'unica esigenza, cioè volevo che il contesto fosse marginale, fosse periferico, perché mi piaceva l'idea di una strigossa che nel momento in cui trova difficoltà nel paese, e sapevo che le avrebbe trovate, potesse trovare rifugio in un rapporto intimo con uno spazio naturale. Quindi avevo bisogno di uno spazio naturale bello forte, e quindi avevo sostanzialmente due scelte: o l'arco alpino o il Polesine, zona anche oggi abbastanza solitaria, abbastanza periferica, figuriamoci a fine Ottocento. E alla fine la scelta è caduta sul Polesine semplicemente perché avevo da poco fatto un romanzo, diciamo, di montagna, Il Molo della Cima, e non volevo tornare in montagna troppo presto. Polesine non l'avevo mai bazzicato, l'avevo toccato con Se l'acqua ride, che però è più tarato sulla laguna di Venezia. Ho detto dai, proviamo sto Polesine, quindi mi sono fatto forza e ho disubbidito a quel motto, penso veneto, padovano di sicuro, con Rovigo me intrigo, quindi mi sono intrigato con Rovigo, ed è stata una bella scoperta, perché quel luogo comune di terra piatta e noiosa in realtà è fallimentare, cioè è un'immagine di superficie che nasconde in realtà una verticalità molto bella, linguistica prima di tutto, perché una cosa che ho scoperto e che mi ha impressionato è che è vero, non esiste provincia veneta che abbia un solo dialetto. Penso che il Polesine si divarichi parecchio, perché si va dalla parte in cui praticamente già è mantovano, già è lombardo, alla parte in cui già tira il ferrarese, la parte in cui tira il chioggiotto, ed è la parte in cui tira il padovano. Quindi insomma ci sono tanti Polesini. E l'altra cosa che mi interessava è che i Polesini che vediamo oggi, tanti campi con idrovore eccetera, all'età di questa storia era un Polesine anche molto diversificato paesaggisticamente, con paludi, con valli, quindi con una mescolanza di terra e acqua, e di acqua dolce e di acqua salsa, che rendevano, penso, faticoso da vivere, soggetto alla malaria sicuramente, però anche molto, molto ricco di fauna, molto ricco quindi anche di storie, di misteri, di superstizioni, che mi piaceva provare a restituire. Ho lasciato indietro l'aspetto forse più importante, il motore forse più importante per questo romanzo, con cui chiudo questo, diciamo, primo intervento, cioè il fatto che questa è la prima protagonista donna con cui mi confronto, e in effetti era un po' di tempo che cercavo una storia che mi permettesse di colmare questa lacuna, posto che si tratti di lacuna. Ogni tanto me lo facevano notare come lacuna, cioè ogni tanto mi capitava alle presentazioni come stasera un lettore, o più frequentemente una lettrice, che facesse notare, non in maniera polemica, però faceva notare, cioè, ok, bello questo romanzo, però un altro protagonista uomo, quando una protagonista donna?
E io portavo a casa questa sollecitazione, vi confesso, con un po' di preoccupazione, con un po' di paura, perché da un lato è bello, penso, come in ogni competenza, come in ogni passione artistica, non solo nella scrittura, è bello obbligarsi ad uscire dalle rotte comode che hai già fatto, obbligarti a sperimentare, a tentare qualcosa che non hai provato. Lì credo ci sia il divertimento di ciò che provi a fare. D'altra parte volevo possibilmente portare rispetto al lettore, non cadere in cliché, non cadere in una descrizione superficiale della protagonista, quindi avevo bisogno di una storia che mi chiamasse proprio parecchio. Ecco, quindi Fumana, Strigossa, guaritrice del Polesine, mi ha permesso non dico di colmare, non so se bene o male, però insomma di avventurarmi nella protagonista femminile. E devo dire che è stata per me una bella sorpresa la scrittura, mi ha divertito tanto e le ho voluto bene, e questa cosa non me la sarei mai aspettata. Sono riuscito ad affidare a Fumana degli aspetti, dei capitoli, insomma, che non ero stato in grado di affidare a protagonisti maschili. Con lei ci sono riuscito, non so come mai, e non vi dico di cosa sto parlando, ovviamente, perché è anche bello tacere alcuni aspetti della scrittura, però è stata una scrittura che mi ha dato tanto, quindi sono contento di poterne parlare anche questa sera con voi. Sono stato sufficientemente sintetico. Io ho apprezzato molto il linguaggio del nostro relatore, che mi evoca la scrittura, la sua scrittura, che è una scrittura incantevole. Vi invito a leggermi il libro, che ne vale davvero la pena. Io mi sono appassionato. Mi piacerebbe sollecitare qualche vostra presenza, se c'è qualcuno che ha delle curiosità o delle osservazioni da fare, si segnali, che se no devo ricorrere alla nostra assessora, la quale ha già detto quello che voleva dire, ma forse ha dell'altro. Il linguaggio che viene affidato a Fumana è un linguaggio sempre semplice, però che tocca delle corde profonde. Quello volevo dire prima quando dicevo quello che pensavo. Delle corde profonde che toccano appunto il lettore e che fanno capire quanta forza c'era in queste persone. E non capisco se la forza la trovavano nella capacità di cura o nel contatto totale con un vero contatto con la natura, non quello di adesso degli ambientalisti che non vivono veramente nella natura ma se ne fanno scudo per raccontare altre cose. Io volevo chiedere, questo romanzo lei l'ha presentato ai giovani, ai suoi studenti? I suoi studenti colgono questo rapporto, mi incuriosiva questa cosa, sono in grado di capire quanto importante è essere resilienti, avere la capacità di affrontare tutte le difficoltà che ha affrontato Fumana, la libertà di Fumana, perché si chiama Fumana perché va a spasso nella nebbia, e va a spasso nella nebbia a 5 anni, 4-5 anni, libera, completamente libera, incapace di provare paura. I giovani, arriva questo libro ai giovani, secondo lei? Perché io sono già anzianotta e quindi ho un po' di strada alle spalle, ma mi piacerebbe tanto che arrivasse ai giovani quello che lei racconta. E anche il concetto di cura. La cura non è la cura, è la cura gratis, gratuita, e fa parte della loro vita. Parto dal più semplice. Lo Stato italiano mi fornisce già di tanti strumenti per far soffrire i miei studenti senza che gli dia anche da leggere i miei libri, sarebbe un atto
sadismo. Quindi, no, ogni tanto capita qualcuno che inspiegabilmente arriva con un mio libro, ma cerco di tenere molto distinte le sfere, quindi come insegnante faccio letteratura italiana, letteratura latina, quindi devo fare quelle cose là e non parlo della mia attività di scrittura per rispetto nei loro confronti. Mi capita spesso di incontrare classi, di lavorare con le scuole fuori dalla mia scuola, ma è proprio anche una scelta, direi, di giusta distanza. E anche questo libro è iniziato a girare. Confesso che, essendo uscito a settembre, inizierò a verificare come viene raccolto proprio dalle prossime settimane, perché inizia il giro delle scuole. E sono curioso perché è molto bello. Se come spesso capita, come quasi sempre capita, si fa un bel percorso di lettura in classe, poi non fanno sconti e fanno notare ciò che piace ma anche ciò che non piace, quindi è una bella palestra per capire dove puoi migliorarti. Io con i miei studenti di prima sto leggendo La lunga marcia di Stephen King, quindi io sono andato in un'altra direzione, una classe quasi tutta maschile, quindi avevano voglia di un po' di violenza e di sangue, quindi leggete questo. Il tema, comunque sì, il tema della cura, approfondisco questo appunto per chi giustamente non lo sapesse, io non lo sapevo. In sostanza le segnatrici erano una delle forme di cura della tradizione medica popolare. Ce ne sono tante, perché ad esempio quella che cura con le erbe non è tecnicamente anche una segnatrice. Io nel romanzo ho fatto sì che Fumana avesse anche competenza erboristica, però era per arricchire un po' il personaggio, ma tecnicamente sono proprio orti diversi, come anche il tiraosso, il giustaos o il drizzaos è altra cosa rispetto alla segnatrice, perché queste persone manipolano, comunque aggiustano, sistemano i tendini, le slogature, ricompongono le fratture. Invece cosa fa la segnatrice o anche il segnatore, ci sono anche figure maschili anche se meno frequenti, cura certe categorie di mali abbastanza costanti in tutta Europa, più trasversale è il fuoco di Sant'Antonio, i porri della pelle che uno non si aspetta, la sciatica, il mal di testa, le scottature e la caduta dell'anima. Sì, giusto, Quella stavo me la devi arrivando. spiegare. Poi sono dei mali appunto particolari. Nell'arco dell'Appennino emiliano ci sono diverse segnatrici che curavano, e alcune curano ancora, l'anima caduta, che era in sostanza un modo popolare per definire la depressione, diciamo il male di vivere. Secondo questa medicina semplice, quando uno sta bene l'anima sta qui, ovviamente, quando uno gli cade l'anima qui, all'altezza della pancia, dello stomaco, vuol dire che sta male. Allora la segnatrice deve riportare l'anima su, deve risollevare l'anima. E lo faceva appunto con il rito della segnatura, che sostanzialmente si ripete uguale. Come dice la parola, c'è una parte di segno, cioè con o degli oggetti, potevano essere un santino, una moneta o la fede, traccia dei segni sulla parte dolorante, ma l'elemento distintivo è che nel momento in cui traccia questi segni la segnatrice pronuncia delle parole, sussurrandole in maniera tale che il malato non le senta. Ecco, quelle parole sono la fonte della guarigione, unite al segno. Quelle parole la guaritrice le tiene nascoste fino a che non decide, normalmente, tradizionalmente, nella notte di Natale, di passarle alla prossima segnatrice, che può essere, ma non necessariamente, la figlia o la nipote, a volte anche una del paese che sente e crede che sia la giusta persona per continuare questa strada. E, ecco, come ha sottolineato, questa cura era gratis, cioè le segnatrici non avevano un tariffario, accettavano un omaggio, un compenso in natura con una bottiglia di vino, delle uova, insomma, ma se uno non poteva dare niente loro curavano, loro segnavano lo stesso. C'era proprio una prospettiva di dono del dono. Loro avevano ricevuto un dono e donavano questo dono a chi ne avesse bisogno.
erano talvolta bambine nate vestite, come nate con la camicia, nate nel sacco amniotico, ok? Essere nati vestiti, infatti è rimasto detto sei uno nato con la camicia, cioè sei molto fortunato, in giro in realtà per tutto il mondo, visto che è un evento effettivamente molto raro, adesso avevo letto il numero, lo dico, magari sbaglio, ma credo di poco, un parto ogni 41-42 mila si nasce nel sacco amniotico, ok? Quindi nelle civiltà antiche era una stranezza, quindi ad esempio relativamente poco lontano da qui, Pordenone e poi Alto Friuli, Carlo Ginzburg ha studiato qui benandanti le figure di questi stregoni buoni che nella notte di San Giovanni, nella notte del solstizio d'estate, uscivano e facevano dei rituali per garantire buoni raccolti. Ecco, per essere benandante dovevi essere nato con la camicia, era uno dei requisiti, essere nato con la veste. Quindi Fumana nasce con la veste, ecco, ha questa specificità. Quindi questo è il meccanismo della segnatura. Quello che non credevo è che ci fossero ancora le segnatrici, io credevo che fossero consegnate a un passato recente, invece il libro è uscito a settembre, da settembre ad oggi l'ho accompagnato un po' in giro e la cosa bella, forse il regalo più bello, è stato raccogliere le storie di chi, o via mail o con la presentazione, raccontava la sua esperienza di figlio di una segnatrice o di segnatore. Dove eravamo, direi verso a Verona, c'era una coppia giovane e la moglie mi fa mio marito è segnatore anche se non segna più. E il marito, che era dietro, evidentemente non voleva rivelare la sua natura di segnatore, denunciato dalla moglie, si è fatto avanti e mi ha detto che aveva ricevuto le parole da suo papà per le cervicali, sostanzialmente lui segnava le cervicali, e ha detto che suo papà le segnava anche al telefono, ok? Quindi se tu lo chiamavi lui diceva le parole che tu non sentivi, se no al telefono, e ti passavano le cervicali. Una delle storie più strane me l'ha scritta una signora ultra ottantenne, a quanto ho capito, delle Marche, che mi ha raccontato di come a 20 anni, quindi 60 anni fa, i suoi primi figli sono stati 2 gemelli, ha dato alla luce 2 gemelli maschi, okay? E era passato neanche un mese dal parto e un giorno si presenta a casa sua una donna molto anziana del paese che aveva visto ma con la quale non aveva mai parlato, e questa donna bussa, apre e buonasera, lei può curarmi il mal di schiena. Non era una domanda, era un'affermazione, lei può curarmi il mal di schiena. E la ragazza dice ma perché? Perché ha dato alla luce 2 gemelli maschi e c'era la credenza che chi aveva partorito 2 gemelli maschi per un anno aveva questo potere di guarigione, e non c'è stato modo di mandare via questa signora e alla fine ha dovuto accoglierla in casa, si è stesa in cucina per terra, ha dato il mattarello in mano a questa ragazza che ha dovuto per 3 volte fare il giro attorno alla signora stesa per terra pronunciando una formula che la signora l'aveva detto, e il mal di schiena dice che poi è passato. Quindi qui io adesso banalizzo e semplifico, però poi ci sono stati begli studi di medicina sull'efficacia del contatto fisico, sull'efficacia della parola buona, la cosiddetta interferenza del dolore, sull'efficacia ovviamente dell'autoconvincimento, insomma, come primo passo verso la guarigione, che ovviamente non basta sempre, ma insomma a volte bastava, a volte il male non faceva, e in effetti no, non dico più niente di questo, se no vi rivelo troppo e non voglio rovinarlo. No, invece torno sulla faccenda delle parole. Lo dicevo all'inizio, a me piace molto il potenziale linguistico di una storia, anzi da qualche anno ogni tanto cerco di tenere dei corsi di scrittura e uno dei principi, forse quello a cui tengo di più, è molto semplice, cioè quando noi costruiamo una storia talvolta siamo erroneamente, secondo me, convinti che il quid per una buona storia sia il cosa racconto, quindi la trama, i personaggi, il plot. In realtà io credo che
almeno il 50% per la riuscita di una storia sia il linguaggio con cui tu costruisci la storia, le parole, la lunghezza delle frasi, il periodare, cioè lì ti giochi almeno, secondo me il 51%, però insomma almeno il 50% è fatto delle parole. E quindi secondo me un lavoro di ricerca che bisogna fare, che è un peccato non fare, soprattutto se ami la narrativa storica, è andare a vedere che parole ti regala quella porzione di terra, quella porzione di tempo, quella professione che stai provando a raccontare. E la cosa bella è che mi è capitata tante volte, mi è capitata con Selacqua Ride, mi è capitata con la prima guerra mondiale, prima dell'Alba, che in realtà non sono più strumento le parole che tu trovi per dire meglio una storia che hai in mente, no, è l'opposto, tu trovi delle parole e ti stupiscono così tanto con la loro bellezza, con la loro profondità, che ci costruisci apposta attorno a un episodio pur di usarle. Quindi in realtà le parole diventano motore narrativo. L'anima caduta l'ho inserita in un capitolo perché l'ho trovata in un articolo dell'Università di Bologna sulle Strigosse e ho detto, oh, cavolo che bella sta anima caduta, non posso non metterla, quindi cerca un pretesto e costruisci l'episodio sull'anima caduta. Quindi la ricerca linguistica diventa a tutti gli effetti costruzione narrativa ed è una cosa che a me piace molto perché ci dà una cifra della ricchezza che ci sta attorno. Noi a volte abbiamo la consapevolezza della ricchezza artistica del nostro territorio, abbiamo la consapevolezza della ricchezza paesaggistica, ma spesso non abbiamo la piena consapevolezza della grande profondità linguistica che ci sta attorno. Noi adulti, i ragazzi ancora meno, i dati li conosciamo, usiamo poche parole, le occasioni comunicative che ci arrivano spesso giocano sporco nei nostri confronti, ci illudono che bastino poche parole semplici per capire le cose e credo di no. Io credo che sia bello rivendicare la complessità del linguaggio e provo a farlo usando anche il dialetto, anche in questo romanzo c'è qualche parola dialettale. Credo che sia una bella sfida anche per il lettore che non conosce il dialetto o quel dialetto, provare a immaginare, non conosco la parola, secondo me vuol dire questo, nessuno è mai morto per aver capito male una parola in un romanzo. In un manuale per disinnescare le bombe sì, bisogna capire bene le parole, però in un romanzo possiamo prenderci il rischio dell'interpretazione. Penso che sia la cosa bella della letteratura, la nostra libertà interpretativa. E mi piace farlo, dicevo, anche col dialetto, proprio perché credo che sia una ricchezza unica per il nostro paese rispetto ad altre parti del mondo, forse più univoche nella loro storia linguistica. E qui confesso molto tranquillamente il mio debito totale nei confronti di Meneghello, cioè quello che cerco di fare scrivendo lo faccio perché cerco di imitare male Libera Rossamano e Pumopero, che considero due capolavori da leggere e rileggere e trovi sempre qualcosa di nuovo. Esattamente come l'uso del paesaggio cerco di imitare Mario Rigonisterra, il modo in cui lui usava il paesaggio come non solo come semplice fondale ma come coprotagonista a tutti gli effetti. E ecco, da insegnante, chiudo con questo, mi piace notare di nuovo come nonostante tutto, nonostante l'omologazione, resistano ancora le diversità. Io insegno a Bassano del Grappa e raccolgo studenti da Pedemontana del Grappa, che quindi è trevigiano duro, per cui il gioco è Dugo con la D, e giovedì è Doba, si passa a Marostica dove purtroppo hanno il limite che sono vicentini, quindi scherzo. Però li prendo in giro, insomma. E hanno la E aperta davanti alla R, quindi è vero, ed è Sobia, gente da Cittadella che è Padova e quindi è Soba. Da padovano ovviamente rivendico l'assoluta superiorità del padovano su ogni altro dialetto, scherzo anche qui ovviamente. Ed è bello vedere come nonostante tutto, nonostante siano stati educati all'italiano, ancora si conserva una sorta di specificità fonetica, una sorta di identificabilità
linguistica, che è l'ombra di una ricchezza che secondo me è un peccato lasciar correre. Con questo, e davvero chiudo, dopo se avete domande, ben volentieri ovviamente, con questo secondo me, è una mia opinione, comunque non si fa un favore ai veneti, ai dialetti veneti, dotandoli di una grammatica normativa e insegnandoli nelle scuole, secondo me. Secondo me andrebbero parlati in famiglia e nelle comunità, andrebbero fatti vivere nelle comunità operanti nel territorio. Nella scuola secondo me si farebbe un atto di violenza alla complessità dei dialetti, perché dovremmo dotarci, come è stato fatto per l'italiano, di una norma, e quindi a me viene da ridere perché penso a ipoteticamente lunedì prima ora, interrogazione del sistema verbale veneto, interrogo Bressano, ovviamente il primo in elenco, e gli dico ok dai, coniugazione indicativo presente del verbo essere, e io la direi così, io la direi così: mi soltite sì l'useno e altri semo e altri sì lo rise. Però io credo che qui dentro ci sia qualcun altro che la direbbe in maniera leggermente diversa. Come facciamo? Dovremmo moltiplicare le grammatiche. Quindi chiaro che sarebbe più facile, chiaro che si manterrebbe, sicuramente si manterrebbe un veneto, però secondo me si perderebbe la cosa più bella, che è la libertà linguistica che il dialetto ha attualmente, che è una libertà da difendere coi denti, perché noi ai nostri ragazzi insegniamo a aver paura dell'errore, insegniamo l'ortografia, insegniamo che acqua va col CQ, e se potessimo fargli fare dei laboratori di poesia in dialetto, e se quindi avessero degli strumenti linguistici in dialetto, lì ci sarebbe una cosa bellissima e purtroppo sempre più raramente sperimentabile, cioè non devi avere paura dell'errore. Come la pronunci, scrivila che va bene, perché è il tuo codice, è la tua riserva linguistica, e quindi se la dici così va bene così. Questo, diciamo, è il motivo per cui mi piace contaminare anche la pagina con qualcosa che non sia italiano. Ecco. Grazie Paolo. C'è qualche intervento? Queste guaritrici gli hanno colpito. Secondo te, Paolo, quando sono finite le guaritrici nei nostri paesi? Allora, la fine delle guaritrici. Allora, in effetti il romanzo, come hai ricordato, ha un arco temporale che inizia nel 1882 e finisce, diciamo, a metà del Novecento, metà degli anni 50. La scelta di questo arco era proprio dovuta al fatto che volevo raccontare il momento di crisi del mestiere della Strigossa, che però dura in maniera residuale. Ce ne sono, sì, ci sono, ma una volta ce n'era più di una per paese, c'erano davvero tante, proprio perché erano le persone a cui andavi per farti curare. In 3 punti del romanzo ho inserito una paginetta con delle citazioni che ho preso da quel saggio di Marisa Milani, dove si parla di Strigosse, e vengono anche da tutto il Veneto, da Rovigo, Padova, Montebelluna, Bussolente, Campese, ed è bello vedere proprio come ce ne fossero tante e fossero identificabili, fossero note. Quando arriva il medico condotto inizia ad andare un po' in crisi questa cosa, perché arriva la medicina, ovviamente lentamente ci si inizia a rivolgere alla medicina. Nel romanzo, quando arriva il dottore nel paese di Fumana, ho un po', per ragioni narrative, estremizzato la rivalità tra i due, per cui ho fatto arrivare un dottore davvero antipatico che dice no, adesso qua c'è la medicina, tu non c'entri niente, la tua è superstizione. E non andava sempre così, fortunatamente. Ci sono belle storie, l'ultima l'ho raccolta da un amico insegnante di Montebelluna che è originario di Padova. Suo padre era medico condotto di Albignasego e suo padre, da medico, spesso e volentieri mandava i suoi pazienti a farsi segnare, dicendo male non fa, vai da lei, vedi se stai meglio, perché io prima di mandarti all'ospedale intanto vai lì, poi vediamo. E quindi c'era una sorta di
sinergia, ecco, di collaborazione. Altre volte questa collaborazione non c'era, e quindi forse lì è iniziata davvero la crisi del mestiere. E confesso che mi interessava raccontare la crisi, il cambiamento, il tramonto di un'epoca e l'alba di un'altra epoca. Mi interessava perché è qualcosa che continua a esserci. Cioè il cambiamento e la sfida del nuovo nei confronti del vecchio e il modo in cui il nuovo si rapporta al vecchio o in maniera rispettosa o talvolta in maniera irrispettosa è una sfida che riguarda sempre ogni generazione, forse soprattutto in questo periodo in cui le novità si accavallano molto rapidamente. Quando cerco di far capire ai miei studenti cosa voleva dire dover chiamare l'amorosa con la scheda telefonica da 5.000 lire in cabina, sì, vedo che mi guardano come un animale preistorico, giustamente, perché dal quel punto di vista è un'altra vita, sì, che un po' mi manca, però insomma, almeno ero nella privacy della cabina telefonica. Quindi, ecco, il cambiamento resiste, il cambiamento c'è, continua a esserci, quindi la variabile è come noi ci poniamo rispetto a ciò che ci cambia di fronte agli occhi. E ovviamente secondo me poi non ha senso né sposare in maniera totale e passiva il nuovo solo perché è nuovo, buttando via il vecchio solo perché è vecchio, né al contrario vale la pena di idolatrare il passato dicendo quanto si stava meglio una volta e adesso fa tutto schifo. La via di mezzo, che è la più difficile, credo sia la più sana, quindi star lì a giudicare, esercitare l'esercizio critico della mente e dire ok, questa cosa mi sembra valida, però quest'altra cosa la teniamo. E non è facile perché il nuovo affascina, racconto sempre questa perché confesso che è stata una volta in cui ho provato prurito alle mani in aula, non capita spesso, insomma, avevo una quinta al liceo scientifico e ho deciso di mostrare il Dottor Stranamore di Kubrick, okay? Perché avevamo letto capitoli finali della Coscienza di Zeno dove si prefigura questa grande esplosione, questa fine del mondo, questo ordigno inventato dall'uomo. Ho detto dai, guardiamo, cioè l'ordigno fine di mondo in Stanley Kubrick, guardiamo un po'. Bon. Iniziamo, prima ripresa, ancora titoli iniziali e, tanto non la conoscete, Lucia, primo banco davanti, adesso ormai laureata, ha proprio un cedimento psicofisico, vede? No, così proprio si accascia sul banco cioè, cosa vuoi? Cioè, cosa c'è? Non ti sto mostrando, che ne so, Fellini o Aymat di 24 ore di film, no, cioè, un capolavoro, ma in bianco e nero, ok? Il fatto che fosse in bianco e nero già era bastato per dire fa schifo, ok? Che è un atteggiamento, diciamo, legittimo in un giovane, a volte c'è l'opposto, a volte magari da parte di qualcuno di noi che ormai ha l'adolescenza alle spalle da un po', c'è l'atteggiamento verso un nuovo, no, io resto fedele alla linea, resto fedele ecco, dovremmo avere un po' di capacità di tenere ciò che c'è di buono e di abbracciare ciò che c'è di buono nel nuovo. Fumana cerca di farlo, non le viene facile perché le remano un po' contro nel romanzo. Ma secondo te i tiraossi sono assimilabili alla strigossa? Perché i tiraossi io li incontrai a Caviglia. Sì. Però è l'unico personaggio che vorrei incontrare nella mia vita. Sì, allora anche quelli sicuramente erano figure a trasmissione generazionale, quindi non c'era la scuola di tiraossi, ma tiraossi educava un apprendista che a volte era interno alla famiglia e gli insegnava l'arte. La differenza è proprio che il tiraossi di fatto ha una competenza, direi, tecnica, ok? Cioè impara a tirare gli ossi, fondamentalmente. La segnatrice fa così,
altro episodio vero, un ragazzo anni 90 ha una mano con uno sfogo di pollo, insomma, che non riesce a mandare via dal dermatologo, la nonna lo porta con sé in chiesa, si guarda in giro, vede una signora che lui non aveva mai visto e dice: adesso tu ti ascolti la messa seduto vicino a lei. E questo ragazzo va titubante, perché questa qua non la conosceva, e questa donna, con la quale evidentemente la nonna aveva parlato, per tutta la messa gli tiene la mano sulla sua, non la molla mai. E il giorno dopo i porri sono spariti. Okay? E non sono tradizioni riportate, nel senso che me l'ha proprio raccontato lui, uno che adesso fa il libraio a Sondrio, e raccontava questa storia. E quindi è proprio evidentemente una cosa che anche qui è stata spiegata, giustificata con una serie di anche azioni di volontà inconscia da parte della persona che sente la voglia di guarire, e quindi c'è anche una difesa anticorpale che si innesca, però parlo da ignorante. Di certo è che queste qua, pare, si diceva, si credeva che potessero curarti solo col segno e con le parole. E sì, insomma, questo se non altro è interessante, perché sono andati avanti per secoli a fare questa cosa qua, ed erano proprio presenti con rituali identici in maniera incredibile. Ci sono segnatrici calabresi che curano il malocchio con proprio formule e meccanismi anche complessi. Prendi il filo di paglia e fai tanti nodi, poi lo metti in un fazzoletto, lo butti nel fosso, come le segnatrici su a Colonia o in Normandia. E quindi, cavolo, c'era evidentemente un sapere molto antico, molto radicato, che si è diffuso nel tempo. Comunque da questo tuo libro, da questa esperienza che racconti, mi viene fuori che c'è un'estimazione significativa della cultura popolare. Noi che della cultura popolare vorremmo quasi vergognarci, in realtà la cultura popolare è qualcosa di dignitoso. Sì, decisamente. C'è un bellissimo saggio di Dino Coltro che si intitola L'altra cultura, nel quale, raccontando, spiegando, mostrando un po' della variegatissima civiltà contadina, argomenta proprio quello che tu hai detto, cioè che soprattutto con l'ingresso della televisione e della scolarizzazione obbligatoria, due fenomeni molto diversi ma che hanno in qualche modo cooperato in questo frangente, la cultura contadina orale è stata progressivamente squalificata e messa ai margini. Talvolta le si è levato proprio dignità, anche con fenomeni concreti, pratici, che sono stati studiati, tipo il momento in cui in tante famiglie, nella famiglia dei miei nonni ad esempio, ci si è sbarazzati quasi con violenza di tutti i mobili in legno massiccio per adottare i mobili nuovi in fabbrica, orrendi, salvo 30 anni dopo pentirsi perché te li ritrovavi costosissimi in taverna, sistemati in legno massiccio, eccetera eccetera. Quello era un inseguire la modernità. Oppure, questo insomma, se lo ricorda chi magari ha qualche amore per gli sketch comici della Rai di una volta, quello sketch di Tognazzi e Vianello, dove Tognazzi faceva il provincialotto, il falegname che doveva fare uno stuzzicadente da un tronco, e faceva un po' il contadino ebete. Ecco, c'era questo cliché del contadino che non ha studiato, che infatti parla con un forte accento e che quindi è un po'... Cioè, sono state... e la scuola in questo sicuramente ha avuto una parte nella demonizzazione a volte della cultura contadina, che era sicuramente un'altra cultura, ma che non era alternativa, potevano coesistere, come possono coesistere i linguaggi, c'è il bilinguismo, quindi possono anche coesistere le culture. Poi le cose sono cambiate, poi sì, si è recuperato, il che è ovvio, occhio. È chiaro che se un ragazzo nipote di contadini adesso fa l'informatico, magari non ha neanche un interesse immediato nell'apprendere le filastrocche con cui si conoscevano le fasi lunari per la semina.
però perdere tutto, perdere la consapevolezza di che cos'era fare San Martino, perdere la consapevolezza dell'importanza del maiale, insomma, di com'era la vita prima, è un po' come perdere la memoria, un po' come perdere le radici, quindi tutto diventa indifferente. Hanno dimostrato una cosa che è molto banale se ci si pensa. Fanno un po' più fatica a emigrare per quel tipo di immigrazione specializzata che coinvolge molti dei nostri giovani laureati oggi, fanno un po' più fatica a emigrare statisticamente i giovani che hanno avuto esperienze di radicamento nel proprio territorio. Quindi attività di volontariato, terzo settore, attività culturali, guide turistiche o semplicemente che hanno una rete sociale di familiari che gli hanno raccontato storie e li hanno portati a vedere i posti. Che sembra una boiata, ma io vi assicuro che a Bassano del Grappa, che si chiama Bassano del Grappa, ogni volta che piglio una classe nuova domando chi di voi è stato in cima a Grappa, e lo domando a ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni, e se siamo messi bene ci hanno dato un terzo della classe, cioè vuol dire che questi qua nei primi 14 anni della propria vita i 2/3 non hanno avuto un adulto che li ha accompagnati, perché mai più uno di 10 anni dice sai cosa c'è, oggi vado in cima a Grappa. Quindi è chiaro che se io non ho mai conosciuto il mio territorio, l'ho sempre vissuto diciamo in un contesto separato dalla specificità del mio territorio, se mi arriva un'offerta di lavoro per la Germania, stare a Bassano, andare in Germania è la stessa cosa, perché alla fine il mio territorio non è mio, non lo conosco, non me ne sono innamorato. A volte conoscerlo, non dico che li fermi, ma li radica un po' di più. E questa conoscenza spetta a tutte le agenzie formative, la prima delle quali è la famiglia, non la scuola. E quindi portare a fare una passeggiata, andare in un museo, andare in montagna, in realtà serve molto al nostro territorio. Grazie Paolo. Se non ci sono interventi, direi di avviarci alla conclusione. Cosa dite? Vi ho visti molto interessati, molto attenti e penso che sia stata una bella serata. A nome vostro ringrazio il professor Malaguti di quello che ci ha partecipato stasera. Direi che lo ringraziamo del suo libro, lo ringraziamo per Fumana e lo ringraziamo per essere stato qui con noi e di averci donato una serata del suo tempo. Vi ringrazio e alla prossima.